Sono circa un centinaio le cooperative regionali afferenti a Conf Cooperative Federsolidarietà Veneto che, nonostante il periodo di difficoltà dettato dall'emergenza sanitaria, stanno continuando a operare per garantire continuità assistenziale ai propri ospiti. Tra queste realtà a rappresentare un esempio virtuoso è la struttura per minori e adolescenti I Cristalli di Badia Calavena, che accoglie ragazzi dai 12 ai 18 anni con psicopatologia rilevante. I ragazzi vengono da percorsi di grossa sofferenza con problematiche sia personali, quindi dovute magari anche ad aspetti congeniti, quindi dalla nascita, ma sia anche ad aspetti evolutivi, quindi ambientali, con magari problematiche familiari. Molti dei nostri ragazzi purtroppo vengono anche da fallimenti adottivi, quindi è un doppio abbandono che hanno subito e quando arrivano qua vengono praticamente con grossissime ferite. All'interno di un'annualità come questa particolarmente difficile, con una pandemia in corso, quindi con problematiche anche a riuscire a frequentare la scuola, ma anche i contenitori, le agenzie educative territoriali dove loro sono inseriti come tutti gli altri ragazzi, è stato certamente non facile motivare a loro il perché no. Quindi abbiamo cercato comunque di rendere il più normale possibile la loro giornata, riuscendo anche a sfruttare per esempio la possibilità che per motivi sanitari si potesse riuscire a garantire degli spazi di decompressione e integrazione comunque in attività esterne che facesse che loro percepire il meno possibile la difficoltà del momento, quindi li abbiamo in un certo senso chiusi in una bolla senza che se ne accorgessero. Allora, la cooperazione sociale ha avuto in questo, sia nella prima ondata che nella seconda, sicuramente l'aggravio di costi rispetto ai DPI, quindi mascherine, paragrembi, piuttosto che tutto ciò che riguarda proprio la protezione individuale del lavoratore. Ha dovuto modificare completamente tutti i protocolli organizzativi e quindi anche questo è stato un aggravio di costi, perché una cosa che prima si faceva magari da soli, adesso la si deve fare da soli ma in più fasi, piuttosto che ad esempio tutta la questione tamponi, quando i tamponi non vengono previsti dai protocolli, dalle disposizioni regionali, ci sono molte cooperative che pur di tutelare e di mettere in sicurezza gli utenti e gli operatori stessi si preoccupano di farli fare a loro spese. 12 ragazzi che in questo periodo sono ospitati all'interno della struttura dove svolgono didattica a distanza e attività separate che grazie agli operatori sono state riorganizzate per gestire le criticità portate dal Covid. Ci sono gli alti e i bassi come dappertutto, ma io personalmente cerco di vedere il lato positivo in ogni cosa, no? E quindi andare avanti lo stesso e chiaramente la famiglia manca, la casa manca. Io avevo dei problemi un po' con i miei genitori, un po' con delle emozioni che non riuscivo a tirar fuori, che in pratica poi sto riuscendo a tirar fuori, quindi la comunità mi sta servendo molto. Il Covid diciamo sì che non è tanto piacevole, nel senso che non si può uscire, non si può fare niente praticamente fuori e siamo chiusi dentro, però conviviamo pacificamente abbastanza, dai.